A questo punto, per dare la speranza ai ragazzini del pubblico, forse puoi raccontare anche tu gli anni gloriosi della scuola. Inizio? Sì, aneddoti imbarazzanti su... Siccome si dice sempre, no, ma anche Woody Allen a scuola non andava bene. Nella scuola, però sono riusciti nella vita, anche lui ci sta dicendo appunto che... Ma sì, diciamo che sì, oddio, anche io non me la cavavo male a scuola, devo dire la verità. Però sicuramente disegnavo parecchio mentre ero alla lezione. Questo è una cosa penso comune a chiunque poi abbia fatto questo mestiere. Perché oggi in realtà il deficit di attenzione è diventato una malattia, che sicura addirittura lo devi fare. Mentre vedo che molte persone che avevano questa problematica poi ne hanno fatto un mestiere. Infatti. Poi questo lo diciamo anche alle mamme che ci sono sì. A volte è anche una cosa esagerata. Si faceva cose creative a suo modo. No, al di là di questo, anche per te il rapporto con l'horror immagino nasca prima di Vampire. Sì, devo dire, non è proprio espressamente il mio genere preferito, nel vero senso della parola, cioè mi sono comunque sempre piaciuti i film horror, l'ho guardati, insomma, da piccolo mi facevano molta paura, ero molto impressionato, poi ho superato col tempo questa cosa. Mi piace più, forse per quanto riguarda soprattutto Vampire, l'aspetto fantastico piuttosto che l'aspetto horror, cioè l'aspetto, ad esempio, la storia che ho fatto per prima su Vampire riguardava tipo un demone, quindi mi ha permesso, ripeto anche in questo caso, di sperimentare anche a livello grafico le inquadrature della storia, via dicendo. Storia che, tanto per dare un inciso, non cercate perché non è ancora. Non è ancora uscita, perché uscirà nel marzo 2010, così dice Boselli, poi se è soggetta a variazioni non lo so. È un occhio. E nella seconda, ad esempio, ci sarà tipo una strega. Il Grande Fratello. Questo è bello. Non sono quindi delle storie. È un po' giovane di Landocca. Sicuramente ci sono degli elementi di post-platter sulla prima fatto. Però ecco, la parte sono sicuramente divertenti, anche a livello da disegnare sono sicuramente divertenti. I mostri, queste creature strane mi hanno sempre molto attirato. Non propriamente fantasy, però l'aspetto di deformare comunque dei personaggi, di costruire dei personaggi creati soprattutto divertenti. Quindi mi interessa quella parte. Classico disegno da incorniciare. Poi per quanto riguarda il genere horror, in realtà il genere che apprezzo di più è la fantascienza, quindi insieme all'horror sicuramente, però in cima ci metto la fantascienza. Allora Giovanni, arriva domani mattina un mecenate svizzero che ha dei soldi da buttare via e ti dice ok, da adesso lavori per me e fai quello che ti piace, che hai sempre voluto fare, che hai sempre desiderato. Cosa faresti? Non vale dire faccio diventare. Ma però va bene, ci corro immediatamente. Ci sto. E c'è qualcosa nel tuo fantomatico cassetto che ti aspetta? No, delle storie mie, adesso stavo scherzando, perché prima ho capito non è questo mecenato. Conviene. Mi interessa. Io con Manelli ho fatto un rapporto, siamo anche amici personalmente, per cui Manelli può fare quello che gli pare, nel senso quando c'è amicizia non riesce mai a tradire la sua fiducia in nessun modo, quello lo sappiamo per cui io ho delle storie mie, anche di Milan Dori in cantiere, da proporre da qualche tempo. Quando troverò un po' di tempo per stendere, per definirle, per poter proporre, lo farò. Se lo accetteranno bene, altrimenti non ho intenzione di mollare Bonelli, No, ma il problema non era tanto quello quanto capire se c'è qualcosa che ti piacerebbe fare al di là di quello che già fai e che ti piace fare. Ma sì, un altro genere, una tipologia di personaggio. Sì, vorrei creare un personaggio mio, infatti Giulia per esempio, non Giulia proprio come personaggio già definito, ma un tipo alla Giulia l'avevo già immaginato io molti anni fa. Però non sapevo che Bonelli personaggi femminili non li avrebbe accettati, quindi non ho neanche proposta. Così io ho fatto. Sei fermo come un serpente. No, personaggio femminile deve Senza niente. Non riesco, dopo un po' no. Camera mi è mancato. Veramente? Ma io sono appoggiato. Non ho mai proposto. C'è niente. Così, Se devo tenere schiacciato il bottone allora sì. Invece no. Poi la mia età ormai mi sono anche stancato di sognare, di fare, di evolvere, eccetera. Ma non è quello che faccio e sto molto bene quello che faccio. Poi lavorare su un testo predefinito di qualcuno è anche deresponsabilizzarlo, per cui
i sogni nel cassetto me ne mancano i soldi, mi sento frustrato perché non riesco a mettere in pratica, mi va bene così. Anche perché come adesso lavoro molto bene, cioè veramente quando dico una famiglia non è per piacere io, per fare non è un luogo comune in realtà, abbiamo dei rapporti ottimi con tutti quanti, siamo veramente amici, per cui andare veramente a trovare Bonelli, quando dicono quando vai a consegnare il lavoro, ma io non vado a consegnare, vado a trovare Bonelli, dopo discutiamo, litighiamo un po' sulle cose fatte da farsi e basta, mi sento veramente in un ottimo ambiente, per cui se ho qualche deuzza nel cassetto appunto non mi fa desiderare di scappare appunto per metterlo in pratica, mi adatto. Poi se voglio fare qualcosa di mio posso anche disegnare, infatti un testo, ho fatto un fumetto per sceneggiato e disegnato da me, l'ho abbozzato, dove finirò e lo tengo lì, se un giorno lo vorrà pubblicare, dopo letteralmente lo tengo lì. Posso esprimere lo stesso la mia interiorità anche senza doverlo pubblicare. Quindi ecco, Claudia, tieni presente questa cosa, che c'è in giro una storia di freghieri che nessuno ha pubblicato. Allora mi arriva la velina e mi dice alle 15:15 circa terza. Questo significa che io faccio un'ultima domanda a Marco e poi lascio spazio alle vostre domande in modo da potergli appunto fare io ho già chiesto tutto prima. Non è che cambia, non è che no, io in realtà banalmente vorrei porre a te la stessa domanda, cioè al di là che sia Bonelli o qualcun altro, ma ti venisse data la possibilità di fare quello che vuoi, carta bianca, è una cosa che ti piacerebbe parecchio, ma no, non c'ho questa grandissima ambizione, mi piace già lavorare su delle cose che magari sono state create, tutti generi soprattutto. A livello proprio di creare un personaggio, una cosa, non ho grandissime ambizioni, mi piace l'aspetto sempre ripeto narrativo, quindi la mia attenzione si rivolge principalmente a questa cosa qua, raccontare una storia di un personaggio. Poi la cosa che proprio ambisco a fare più di tutti è raccontare a promo di mio, nel senso non mi piace molto avere tantissimi paletti perché proprio faccio una fatica tremenda. Però vedrebbe nella salotto. So che giustamente a seconda della casa editrice per i lavori, per il prodotto per i lavori comunque ce ne devono essere, però ecco, se riesco un po' a sviare tra i paletti preferisco, ovviamente ho fatto anche un po' su testo, Non so più dove mettere. diciamo che sono contento così. e hai mantenuto le mani entrambe. Sì, all'inizio quasi che stavo per perdere, però ce l'ho fatta. Scherzi.